Naturalmente a quei tempi si facevano liquori, si producevano tutti quei liquori tipici come latte di giovane, latte di vecchia, baciami subito, ma quello che era più interessante era il curaçao che veniva estratto proprio dalle arance, dall'olio di arancio ed era il prodotto che ha avuto più successo anche perché personalizzato. Il prodotto ha cominciato a funzionare bene nel momento in cui le gelaterie hanno utilizzato questo prodotto da guarnire il gelato e dà un gusto. Il liquore però dà molto più consistenza a un gelato che a un gelato semplice e aiuta il gelatiere a dare figura, soprattutto in quell'epoca in cui non c'era nessuno che metteva il liquore sul gelato. Tant'è vero che ha avuto un grosso sviluppo in Germania, dove si mangiano le coppe e il gelato viene inteso come prodotto, come cibo, non come leccornia, come si usava qui una volta. Poi si è sviluppato e in Germania, in tutte le gelaterie, soprattutto gli isoldani, utilizzavano questo prodotto e per tanti anni, tuttora, abbiamo una buona clientela in Germania, abbiamo quasi 5.000 gelaterie. Inizia a Cittadella, ancora nello secolo scorso, con una piccola aziendina che mio bisnonno aveva cercato di improntare. Poi è passata a mio nonno Cesare, che ha proseguito nell'attività. Un fratello di mio nonno ha aperto una gelateria qua a Cornuda che ha avuto il suo peso nella distribuzione del prodotto, nella conoscenza del prodotto. Con le grappe ci siamo piazzati con prodotti monovitigno, o meglio vitigno unico, o bivitigno, che è composto da grappa di cartice e grappa che deriva dal prosecco, per cui anche questo binomio è stato portato avanti bene. Indubbiamente sono prodotti di prestigio, sono prodotti di gamma superiore, insomma. Sostanzialmente non è cambiato granché, l'importante è la qualità della vinaccia e del materiale che si adopera. Solo la qualità del prodotto, della materia prima, dà un senso alla grappa buona. Ma abbiamo fatto qualcosa, tanti erano simboli, marchi grossi a Cornuda, si sono anche spenti, siamo rimasti tra i pochi vecchie aziende venete che fanno liquori, che fanno grappa.